Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, vigilia di Napoli-Monza, ha parlato il mister Walter Mazzarri. Signori, andiamo un po' a leggere le dichiarazioni di mister Walter Mazzarri. Signori, allora, premessa, vai giù. Mi sono dimenticato che c'era la conferenza stampa, vuoi per un po' per l'orario, vuoi che sono a casa, che hanno un po' di tosse, raffreddore, stiamo aspettando il dottore. Quindi mi ero un po' dimenticato della conferenza stampa, ma me la sono recuperata, signori. Un bel Walter Mazzari un pochino agguerrito, diciamoci la verità. Bello con la maglia combat skin come ce l'abbiamo noi, l'avete vista, ogni tanto me la sono messa. Comunque partiamo. Voglio ringraziare il pubblico. Ho saputo che ci sarà lo stadio pieno e sono contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicini. Oggi faccio l'allenamento e valuto le condizioni di tutti, ma ciò non vuol dire che domani non dovremo fare una grande partita. Allora, sapete tutti che domani ci sarà lo stadio Diego Armando Maradona completamente sold out, 55.000 persone, e in un momento come questo, che il Napoli sta andando una chiavica, è da apprezzare questa cosa. Finalmente posso dire che stanno capendo tutti che dobbiamo stare vicino alla squadra. Finalmente. Sento alcuni che dicono non andate più allo stadio, lasciateli soli questi bastardi perché ci stanno umiliando. Questo è vero, ci stanno umiliando personalmente. Voglio questo scudetto qui nel petto dopo 33 anni andava onorato meglio. Però voglio, vedo che la gente vuole dare una mano a questa squadra e speriamo domani di poter portare a casa questi 3 punti, perché sarebbe fondamentale. Sarebbe fondamentale non perdere il treno del Bologna lì davanti che sta al 4º posto. Rivoluzione sul calciomercato. No, non ci sono occasioni, e anche se ci fossero, la rivoluzione non si fanno a gennaio. Contro il Monza anche la Lazio, che gioca come noi, è andata in difficoltà. Il mercato lo lascio alla società, e anche questo è giusto, perché ieri sono uscite su diversi giornali che stanno dicendo che Mazzarri è lui che sta facendo il calciomercato. Non è vero, ragazzi, Mazzarri non sta facendo nessun calciomercato, perché tanto poi Mazzarri a fine anno andrà via, quindi è la società che a questo punto deve intervenire sul calciomercato, ragazzi. Quindi Mazzarri ti può dire guarda, ci mancherà di sicuro un difensore, un terzino, 2 centrocampisti, però Mazzarri non ti può dire fammi a prendere questo e fammi a prendere quell'altro. E anche questo è giusto, ragazzi, perché se questo fra 6 mesi deve andare via è inutile che noi continuiamo ad andare dietro a Mazzarri. Lindström e Lobotka saranno valutati oggi in allenamento, che è l'unica sessione in cui conoscerò le condizioni di tutti. Abbiamo tante defezioni, ho dovuto fare una lista. Sappiamo Lindström non ha i 90 minuti, Lobotka sarà da valutare. Io spero giochi titolare Lobotka. Lindström, ragazzi, non ha questi famosi 90 minuti, ma 40 minuti, Cristi Dio, ce li avrà nelle gambe, no? 20 minuti, 30 minuti. Facciamo giocare sto Lindström, caro mister. Lindström non ha i 90 minuti, come io vi ho detto. Dunque dovrò decidere se farlo iniziare o subentrare. Grazie a Dio ci sono 5 cambi. Vediamo quanti saremo in panchina, perché poi bisogna guardare pure questo. Allora, Mazzarri, non ho 3 in attacco. Volendo ci sono Zerbini e Lindström che in allenamento si comportano bene. Ho grande fiducia in Caiuste. Dove ho perso? Scusatemi, voglio un attimo, ora la vado a recuperare nuovamente. Un attimo, Ho grande fiducia in Caiuste. Se dovesse mancare Lobotka, come logica, dovrebbe giocare lui, anche perché per non stravolgere i meccanismi collaudati con Anghissà e Zelischi mezzali. E anche questo è vero, ragazzi. L'alternativa è Caiuste. Demme l'ha detto a fine intervista, perché nessuno gli ha domandato di Demme. A fine conferenza stampa uno gli ha domandato ma guarda, perché Demme di qua e di là, e a fine conferenza stampa ha risposto, e poi ce l'andremo a recuperare. Mazzarri, siamo in emergenza. Nathan ha almeno un mese e mezzo di recupero. Secondo me Nathan ha fatto la stessa cosa di quando io cascai dalla Vespa. Praticamente, ora qui dalla maglia non si vede, ma non mi ricordo, no, era questa spalla qui. Praticamente io qui ho un osso che mi esce fuori. Quest'osso qui non mi rientrerà mai più. Praticamente cosa è successo? Quando cascai, la voglia di rialzarmi velocemente, perché per me non mi ero fatto niente, feci la capriola e mi andai a appoggiare con tutto il corpo sulla spalla. Praticamente cosa successe? Mi uscì la spalla, ma io naturalmente a freddo, perché poi ho sentito le stelle.
cosa feci? Mi sentì che c'avevo l'osso fuori, me lo riportai nuovamente in sede. Questa cosa di riportarlo in sede ha fatto peggio, perché naturalmente se è rotto te lo ingessano e via. Praticamente io me l'ero messo, ma praticamente non era del tutto messo per bene. Però hanno detto, no, vai così, metti il tutore, con il tutore dovrebbe rientrare praticamente, invece no. 1 mese e mezzo fermo, ragazzi, e non ho concluso niente. Quindi quando cambia il tempo lo sento, lo sento. Vabbè, per questo dovremmo fare qualcosina sul calciomercato, ma quello ci pensa la società. Noi dobbiamo pensare al Monza, poi ci aggiorniamo. Questa cosa di poi ci aggiorniamo, sperando arrivi qualche difensore centrale. Oggi si parlava di Dragusin, ma poi parleremo di calciomercato nel video delle 18, ragazzi, non vi preoccupate. Mi sento di Napoli, sono venuto per dare una mano. Sapevo che ci sarebbe stato tante squadre avanti, ma ripercorrendo le partite con la Juve, Roma ed Inter potevamo essere 2 punti in meno per loro e 1 in più per noi. C'è rammarico, abbiamo meno punti di quelli meritati. E anche questo è vero, ragazzi, perché con la Juve hai fatto un partitone, con l'Inter hai fatto un partitone, con la Roma te la sei giocata fino al 60esimo, fino alle espulsioni di Politano. È una cosa che è grave, questo è vero. Però serve mentalità nel dire dobbiamo vincere, dobbiamo fare. Il Napoli non la butta dentro, questo è vero, il Napoli non riesce a buttarla dentro. Espulsione Osimhen, è grazie ai giocatori che facciamo campionati buoni e meno buoni. Lui da quando è rientrato viene martoriato anche a palla lontana, forse sentiva la responsabilità di essere uno che l'anno scorso ha fatto sfracelli e ha sbagliato, va protetto da tutto quello che gli gira intorno. È vero, caro mister, però questo ha firmato il contratto, si è fatto espellere, va bene perché si è fatto dare un cartellino rosso, e il giocatore che stamattina è partito già in anticipo per la Nigeria. Tu vedi un po', il 29 è il compleanno di Victor Osimhen. Tu guarda un po', si è già fatto mandare in Nigeria. Cioè, questa è una cosa sbagliata dalla società. Bimbo, finiamo il campionato, finiamo questa partita con il Monza, poi dopo parti. Partirai il giorno dopo, partirai sabato. Non me ne frega niente, parti sabato. Va bene? Però tu devi essere allo stadio, devi far vedere che sei vicino alla squadra. Quando stiamo bene, imponiamo il gioco a tutti. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze avversarie. Da quando sono arrivato abbiamo preso meno contropiedi, stando più corti. Il nostro calcio propositivo deve tornare a essere funzionale al risultato. E spesso quest'anno non è stato così. Anche questo è vero. Il Napoli prende meno ripartenze, però piglia sempre gol. Mazzarri, questa cosa ne dobbiamo parlare. Simeone dal primo minuto. Lui e Raspadori mi piacciono molto, ma schierarli insieme stravolgerebbe l'assetto e ci toglierebbe una sostituzione, e anche questo è vero. Arriviamo sempre nella zona nevralgica del campo, anche se non sempre usciamo bene, siamo spesso nella tre quarti avversaria e poi non facciamo l'ultimo step bene, dunque non segniamo. Oggi faremo 10 minuti di schemi di attacco, ma non di più, altrimenti domani saranno affaticati. Il problema è la mancanza oggettiva di tempo per allenarci. Nei contropiedi, ad esempio, siamo migliorati. Ora ne prendiamo 1 o 2 a partita, prima non era così, anche questo è vero perché prima la squadra era divisa in parti, c'era la difesa da una parte, il centrocampo da un'altra e l'attacco ancora da un'altra parte, quindi quando prendevi la ripartenza era quasi sempre gol, questo è vero, questa cosa c'è da dirla a Mazzari, siamo più corti, questo è vero. Quando manca per diventare il mio Napoli, abbiamo il fuoco, ma talvolta lo incanaliamo male. Le espulsioni lo testimoniano. La piccola reazione di Politano mi fa capire che c'è. In quei minuti con lui e Di Lorenzo si era detto di provarla a vincere. E poi era terminata la partita, ragazzi. Invece Luca Cerchione, perché poi era stata bloccata la diretta perché per loro era finita, gli è stata fatta la domanda su Dem e Luca Cerchione ce l'ha riproposta su X o Twitter, decidete voi. Ieri ha subito un infortunio al polpaccio durante l'allenamento, potrebbe non essere arruolabile per Napoli-Monza, lo valuteremo nella seduta odierna. E qui ragazzi finisce la conferenza di mister Walter Mazzarri, ragazzi, durata all'incirca 20-25 minuti, racchiusa in 9 minuti e 30 secondi, così siete tutti contenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo alle ore 18 con la probabile formazione di Napoli-Monza e per parlare del calciomercato, perché oggi stanno uscendo altri nomi. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!